capire che c'erano veramente delle cose oggettive che mi facevano dire: questa è una patologia che te la dovrai tenere tutta la vita, perché non stiamo parlando di problematiche gravi. Quindi la prima cosa è quella di aprirsi alla possibilità che la tua condizione si può guarire. Oggi ci sono veramente diciamo migliaia di persone in Italia che sono guarite da dolori persistenti, fibromialgia, mal di schiena, senza le solite cure convenzionali, quindi è possibile. L'unica cosa è che dovremmo replicarla sulla tua. Un'emicrania non esiste che non vada a guarire, a meno che non ci siano veramente delle questioni, come dicevo, più gravi che semplicemente un dolore causato da un'ipersensibilità del sistema nervoso. Quindi, primo step, desire the dream, quindi desiderio di guarire. Non arrivi in questo punto, è inutile andare avanti, perché qualsiasi cosa tu